Da sogno a realtà, per la tutela dell'oasi di Noale si sono dati da fare in molti fin dagli anni 90. Finalmente gli interventi portati a termine dal consorzio di bonifica in due stralci ora sono realtà. Il primo ultimato ancora nel 2007 per un valore di 2 milioni di euro, il secondo terminato nel 2022 per un importo di 2 milioni e 300 mila euro. Fondi regionali stanziati per l'abbattimento dei nutrienti come azoto e fosforo che vengono sversati dal bacino scolante in laguna. La rinascita parla di 43 ettari che si trovano lungo il basso corso del Rio Draganziolo, a pochi passi dal centro storico di Noale e nel passato utilizzati come cava di argilla. Un territorio che condivide un'opera vuol dire che l'ha maturata nella sua mente e questo dà sicuramente valore aggiunto e la possibilità che questo possa essere replicato in futuro in altri ambienti. Un'operazione che comprende un bacino di fitodepurazione che con piante e microrganismi assimila azoto e fosforo presenti nelle acque e un invaso da 320.000 metri cubi che riduce in modo sensibile il rischio idraulico del territorio circostante. Ma non solo. Per Noale è un'area importantissima perché è un'area bella da visitare dal punto di vista naturalistico, è bella dal punto di vista paesaggistico. Ecco, io invito anche i miei concittadini e non solo a venirla a vedere in momenti diversi, con la luce diversa, che cos'è l'oasi di Noale.